Grazie amici per dare tempo alla vostra vita di guardare questo video. Io, Andrea Valdini, e Eric Comin, presidente dell'associazione Autentica, all'interno dell'associazione abbiamo uno scopo, quello anche di far conoscere alle persone e renderle consapevoli che c'è una possibilità di vivere in maniera naturale e semplice. Lo facciamo in diversi modi, con trattamenti individuali, corsi tenuti da noi, rituali tenuti da noi, ma viaggi in Mongolia, in India, Ibiza, eccetera, pensando alle persone che in qualche modo non possono permettersi questi tipi di viaggio, facciamo venire noi il mondo qui a Treviso e a Jesolo. La prossima volta inviteremo il Perù, rappresentato da Victor e Imelda. Saranno qui presenti dal 19 maggio al 24 con sedute individuali, con la lettura delle foglie di coca, con conferenze, rituali, seminario che si terrà il 20 e 21 maggio qui al rifugio di Prema Dosson di Casier Treviso, e avremo il modo appunto di, attraverso le conoscenze di Victor e Imelda e della cosmovisione andina, di molti argomenti quali i bambini di luce, il rapporto che c'è tra l'uomo e la terra, molti argomenti, anche se vogliamo conosciuti, ma loro ci daranno la loro visione, e per me è molto importante, perché più visioni abbiamo anche dello stesso argomento, abbiamo una visione molto più ampia. Vi aspettiamo quindi il 19. Victor e Imelda saranno qui a Dosson di Casier per sedute individuali e alla sera la conferenza. Poi ci sarà, ripeto, il seminario 20 e 21 maggio, sempre qui a Dosson di Casier, al rifugio di Prema. Poi il 22 sarà il lunedì, sarà presente sempre con sedute individuali e conferenza a Jesolo da Eric Comin, alla sede centrale dell'Autentica. Poi il 23 sarà a Motta di Livenza, presso un'associazione di Nadia, una grossa nostra collaboratrice e amica. E poi il 24, sempre tutto il giorno su prenotazione con sedute individuali e conferenza la sera, sarà dalla dottoressa Maria Vittoria Dalvera Conegliano. Se volete saperne di più, vi invito a cliccare sulla pagina di Autentica, sul sito di Autentica o nel mio sito. Lì ci sono molte informazioni che ovviamente all'interno di un video non possiamo darvi. Spero vedervi in molti curiosi, molti simpatizzanti, diciamo così, delle culture antiche, e spero dare la possibilità a Victor e a Imelda di avere un pubblico interattivo, curioso e propositivo. Vi abbraccio e grazie a tutti, e ci vediamo. Arrivederci.